Sì, i giovani sono importanti, però bisogna buttare tutto a mare, Zottis. No, io concordo con quello che ho appena sentito, nel senso che secondo me forse alle volte esasperiamo anche il conflitto generazionale, questo non fa neanche bene al Paese. Serve un ricambio in alcuni casi perché chiaramente le nuove società possono portare non tanto aria nuova in quanto aria, ma in quanto anche proprio una capacità di interpretazione della società che sta cambiando e che è cambiata. E il problema è proprio qui che trasversalmente forse è mancata questa capacità di interpretare il cambiamento sia in termini istituzionali, quindi di modernizzazione delle istituzioni, di gestione dei servizi, quindi proprio sul contenuto. Chi riesce ad esprimere delle idee che siano consone a questo cambiamento, secondo me ha tutto il diritto di candidarsi, che ne abbia 80, che ne abbia 50, che ne abbia 30 o che ne abbia 20. Il problema è che deve esprimere nel linguaggio, nel comportamento e nella coerenza dei valori questi elementi. Se non sono in grado, è qui che a parere mio deve essere scelto da parte dei partiti, dei movimenti, della società civile, chi è in grado di andare avanti e chi non è in grado di andare avanti. Non è una questione di conflitto generazionale, è una questione però di cambiamento sicuramente mentale. Questo non vuol dire tradire o rinunciare ai propri valori né alle proprie culture, ma cercare di interpretarle nella società attuale. Politica, avanti i giovani, continueremo a parlarne subito dopo la pubblicità. A tra poco. Senta, e lei Zottis per chi vota? Non do nessun tipo di indicazione di voto come scelta per il ruolo. È pericoloso di questi tempi. Credo di avere un ruolo nel mio piccolo importante, che è quello di cercare di proprio costruire e di far vedere che il PD è un partito nel confronto molto stabile, quindi come segretaria non darò nessuna indicazione di voto. Chiedo alcune cose chiaramente, che il tema del ricambio generazionale ci sia, ma in un'ottica di, ripeto, costruzione, e soprattutto stiamo votando per un ruolo importante che è quello del Presidente del Governo, quindi che i contenuti comunque prevalgano in materia soprattutto di lavoro, in materia comunque di ambiente che può essere collegato, in materia di sociale e di Europa. Nel momento in cui saranno chiari questi contenuti e si rifaranno questi contenuti anche un po' al percorso che comunque il Partito Democratico ha cercato di fare dal 2007, delle culture di provenienza che chiaramente devono spingersi verso il cambiamento, ma ci sono e dobbiamo cercare di tenere tutto insieme perché questa è la forza del Partito Democratico. Su queste basi io chiederò che anche all'interno del territorio venga effettuata la scelta. E lei è una rottamatrice? No, non voglio definirmi una rottamatrice, nel senso che proprio secondo me il ricambio, ripeto, va fatto anche per le ragioni che sono appena state dette, soprattutto in un'ottica di politica di servizio e non in un'ottica di politica di professione. Cioè, secondo me uno che fa politica deve comunque avere una propria professionalità e deve riuscire a tornare nel mercato del lavoro nel momento in cui il suo servizio istituzionale si conclude, torna a servizio del partito, del movimento, della società civile e del mercato del lavoro. Non mi piace il termine rottamatore perché io non devo rottamare nessuno, io devo dimostrare che con le mie capacità, con le mie idee, col mio modo di fare, con la mia coerenza sono più brava e più adatta, o come squadra siamo più adatti e più bravi di quelli con cui ci andiamo a confrontare. Quindi a me il termine rottamare non piace, dopodiché il termine cambiamento invece questo mi piace molto. Renzi ha un elemento positivo che è quello di aver rimesso un confronto forte all'interno del paese e all'interno del partito. Questo credo che gli vada riconosciuto. Senta, lei Zottis ha fatto la sua listina di persone da epurare, ce l'ha in testa? No, non ho mai epurato nessuno, Però anche se qualcuno mi dice che è puro, però non ho mai epurato no, non ho una lista da epurare, io ho dei principi molto chiari da portare avanti, ho sempre cercato di portare avanti e di puntare dritto all'obiettivo. Secondo me la politica ogni tanto si dimentica di questo, deve puntare dritta all'obiettivo che si pone di far crescere comunque il proprio territorio e su questo non concedere niente a nessuno, non favoritismi, non privilegi. Quando si ha questo tipo di atteggiamento è chiaro che qualcuno non ci sta, ma non ci sta perché tu hai cercato di fare qualcosa di positivo, non perché hai cercato di epurare qualcuno. Mi piacerebbe proprio che il confronto che c'è sulle primarie si rimettesse sui contenuti e che non si rimettesse più sulle persone. Credo che tutti e tre i candidati abbiano molti contenuti da mettere a disposizione e mi auguro che questa polemica sul giovanilismo anche tenda a scendere. Tre candidati? Perché dice tre candidati? Perché sono tre. Uno è Renzi, uno è Bersani e l'altra che è riuscita a consegnare le firme è Laura Puppato come terza candidata. Quindi i nostri tre candidati, più Vendola, più Tabacci, più vedremo chi riesce a raccogliere le 20.000. Se devo guardare a chi poi è stato riferimento
per un buon periodo, per me lo è stato sicuramente Veltroni, che è il nostro padre fondatore, al quale va riconosciuto di averci fatto sognare e di aver fatto sognare il Paese, e questo è un elemento che come nuove generazioni e come politici noi dovremmo riacquisire, la capacità proprio di far sognare su elementi concreti, perché comunque di proposte ne erano state fatte. A lui va riconosciuto questo, va ringraziato e va conservata probabilmente anche questo suo aspetto importante, come va ringraziato anche per lui di aver fatto un passo indietro. Adesso abbiamo Bersani, che è altrettanto un riferimento pensavo che stesse importante. dicendo anche Bersani di fare un passo No, indietro. no, assolutamente, concordo con quello che ha detto Moretti. Mi fermo ancora 2 minuti di pubblicità, poi la parte finale di X News, a tra poco. Senta Zottis, Renzi, Alfano, Tosi, la Moretti l'abbiamo sentita, anche la Meloni, è sulla generazione dei quarantenni che si deve ricostruire la politica e una nuova leadership? Secondo me sì, per 2 ragioni. Sono abbastanza giovani da una parte, quindi comunque interpretano Attenzione bene. che con questo mi sta dicendo che forse Renzi è meglio di Bersani. No, questo non lo dico, assolutamente. No, dico che bisogna puntare su quella generazione, una perché ha un'esperienza amministrativa che è importantissimo, per quello che abbiamo sentito anche prima, cioè chi ha fatto amministrazione, chi fa amministrazione è a contatto tutti i giorni con i problemi delle persone e sta tra le persone. È una generazione che ha maturato una certa esperienza tale per cui fare, diciamo, un'esperienza più in alto, che richiede logicamente più responsabilità, maggiori competenze e maggiori conoscenze, e da lì si può anche provare a fare un cambiamento politico, che è quello di scegliere sulla base della meritocrazia politica e non sulla base dei privilegi. Questo credo che sia importantissimo e una chiave di volta che tutti i partiti dovrebbero cominciare a fare. Il PD questo lo ha fatto e lo sta facendo, perché comunque tutti i candidati stanno andando a scegliere i loro portavoce all'interno proprio degli amministratori, e uno degli elementi qualificanti proprio del PD è sempre stato quello di dire: noi puntiamo a dar voce agli amministratori, quindi ci sono dei gruppi di amministratori che continuamente lavorano e continuamente intersecano i problemi amministrativi con le proposte politiche. Nel nostro territorio un esempio ne è stato comunque la questione della città metropolitana, dove partito e amministrazioni stanno cercando di fare un lavoro di sinergia per capire proprio quali benefici possiamo ottenere, ma quali benefici per i cittadini, come rivedere i servizi, come riuscire a riorganizzare anche la macchina amministrativa in un momento di forti tagli come quello che stiamo vivendo. E questo è l'esempio che, se ripartiamo dagli amministratori e probabilmente dalla generazione dei quarantenni, faremo un favore a tutti quanti.